Con il direttore amministrativo Alberto Rigotto, oggi una giornata importante per la storia dell'Udinese Calcio, è arrivata l'agibilità del nuovo impianto. Sì, una pietra miliare. Questa mattina la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato l'ok, poi tecnicamente l'agibilità viene firmata dal Sindaco nei prossimi giorni. Capienza ufficiale per la prossima stagione sportiva 19.763 posti, 19.763, e quindi oggi un punto d'arrivo davvero importante. Riprendiamo la stagione con questo gran bello stadio, uno stadio nuovo, rifatto e anche con una capienza comunque importante. Abbiamo avuto occasione di parlare ultimamente con Maurizio Domizzi, uno dei senatori. Ha detto: io c'ero quando era ancora un'idea, vederlo adesso è un brivido incredibile. Com'è anche per lei, direttore, vederlo praticamente quasi completo? Beh, emozionante, pensando un po' a questa storia, che è una storia lunghissima. Ricordo ad esempio la delibera del Consiglio Comunale del 2010, le discussioni infinite, il grande lavoro di tutti, devo dire la collaborazione di tante persone. Anche oggi la Commissione Provinciale di Vigilanza, ricordiamo, c'era il viceprefetto, il vicequestore, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, non vorrei dimenticare nessuno, però insomma tutti coloro i quali hanno partecipato anche oggi, davvero una grande collaborazione. E quindi perché no, un'emozione fortissima, anche perché poi lo spettacolo è davvero uno spettacolo incredibile, è un lavoro lungo lungo. L'altro giorno abbiamo provato a entrare da fuori a dentro e anche lì è un'emozione indescrivibile. Abbiamo trovato tra l'altro lei, anche insieme al Paron Giampaolo Pozzo. Quali sono le impressioni del Paron? Insomma, la soddisfazione di vederlo comunque è veramente bello. Beh, il Paron ovviamente è molto molto contento, anche per lui una grande soddisfazione. Beh, lui sa, insomma, lo diciamo noi, ovviamente non lo dice lui, beh, lui è il protagonista numero uno. Ne parlavamo anche stamattina assieme al sindaco. L'altro protagonista è il sindaco di questa grande operazione, con la determinazione del presidente da una parte e del sindaco dall'altra, e poi con una società solida come la nostra. Beh, questo è stato il segreto di questo grande risultato, che uno, credo a questo punto possiamo dire, uno dei più belli stadi sicuramente d'Italia, ma credo che insomma in Europa faremo invidia a moltissimi. Poi molto spesso si parla della parte già con i seggiolini colorata, però anche la curva sud, oggi il perimetro insomma è stato chiuso anche, quindi c'è la forma ufficiale, sta crescendo in maniera anche molto molto veloce la curva sud, entro la fine dell'anno con le tempistiche ci siamo insomma per tutto completo. Beh sì, non solo ci siamo, ma ci dobbiamo essere, anche perché il calendario ha lasciato davvero un punto importante. C'è una partita, quella di ritorno con la Juventus, che è proprio all'inizio dell'anno, quindi credo che diventa abbastanza naturale che quel momento lì sia anche un momento di festa poi per la conclusione. Quindi abbiamo proprio parlato con la ditta costruttrice in questi giorni, diventa un must finire per la fine dell'anno, ma credo ce la faremo. Lo skyline che si vede completo proprio per l'inizio del campionato sarà veramente chiuso, si vedrà già una parte della copertura, quindi ci siamo, e credo di non dubitare che insomma per la partita con la Juventus ci sarà un grande momento di festa. Infine l'ultima considerazione, ci siamo anche con la risposta dei tifosi, però magari rivolgiamo un altro appello, un ulteriore appello ai tifosi di accorrere e di prendere il loro posto per la prossima stagione. Bravissimo, questo alla fine di questa meravigliosa giornata, perché questa, anche se da un punto di vista tecnico, ma è un punto miliare. Siamo molto soddisfatti della campagna abbonamenti, di come sta andando, c'è stata una grande risposta ai nostri tifosi, però mancano pochi giorni in realtà, perché alla fine agosto è arrivato, la prima di campionato è quasi alle porte, manca meno di un mese. Un grande appello ai nostri tifosi affinché giungano ancora più numerosi per abbonarsi a questa stagione, che sicuramente sarà una grande stagione sportiva, augurandoci per i risultati, ma sicuramente già un grande risultato è questo di questo meraviglioso stadio. Quindi un appello accorato e forte a quei tifosi che non sono ancora abbonati: abbonatevi, perché sicuramente non farete un errore, anzi sarete davvero contenti di aver speso bene i vostri soldi, perché alla fine sarà una grande stagione sportiva. Con il direttore amministrativo Alberto Rigotto, oggi una giornata importante per la storia dell'Udinese Calcio, è arrivata l'agibilità del nuovo impianto. Sì, una pietra miliare. Questa mattina la Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato l'ok, poi tecnicamente l'agibilità viene firmata dal sindaco nei prossimi giorni. Capienza ufficiale per la prossima stagione sportiva 19.763 posti, 19.763, e quindi oggi un punto d'arrivo davvero importante. Riprendiamo la stagione con questo gran bello stadio, uno stadio nuovo, rifatto e anche con una capienza comunque importante.
Abbiamo avuto occasione di parlare ultimamente con Maurizio Domizzi, uno dei senatori, ha detto io c'ero quando era ancora un'idea, vedere anche lì è un'emozione indescrivibile. Abbiamo trovato tra l'altro lei, anche insieme al Paron Giampaolo Pozzo, quali sono le impressioni del Paron, insomma la soddisfazione di vederlo comunque è veramente bello. Beh, il Paron ovviamente è molto molto contento, anche per lui è una grande soddisfazione. Beh, lui sa, insomma, lo diciamo noi, ovviamente non lo dice lui, beh, lui è il protagonista numero uno. Ne parlavamo anche stamattina assieme al sindaco, l'altro protagonista è il sindaco di questa grande operazione, con la determinazione del presidente da una parte e del sindaco dall'altra e poi con una società solida come la nostra, beh, questo è stato il segreto di questo grande risultato che uno, credo a questo punto possiamo dire, uno dei più belli stadi Per lo adesso è un brivido incredibile, com'è anche per lei direttore vederlo praticamente quasi completo? Beh, emozionante pensando un po' a questa storia, che è una storia lunghissima, ricordo ad esempio la delibera del Consiglio Comunale del 2010, le discussioni infinite, il grande lavoro di tutti, devo dire la collaborazione di tante persone, anche oggi la Commissione Provinciale di Vigilanza, ricordiamo c'era il viceprefetto, il vicequestore, il vicecomandante dei Vigili del Fuoco, non vorrei dimenticare nessuno, però insomma tutti coloro i quali hanno partecipato anche oggi, davvero una grande collaborazione e quindi perché no un'emozione fortissima anche perché poi lo spettacolo è davvero uno spettacolo incredibile, è un lavoro lungo lungo. L'altro giorno abbiamo provato a entrare da fuori a dentro e Finire per la fine dell'anno ma credo ce la faremo, lo skyline che si vede completo proprio per l'inizio del campionato sarà veramente chiuso, si vedrà già una parte della copertura, quindi ci siamo e credo di non dubitare che insomma, per la partita con la Juventus ci sarà un grande momento di festa. infine l'ultima considerazione, ci siamo anche con la risposta dei tifosi, però magari rivolgiamo un altro appello, un ulteriore appello ai tifosi di accorrere e di prendere il loro posto per la prossima stagione. Questo alla fine di questa meravigliosa giornata perché questa, anche se da un punto di vista tecnico, ma è un punto miliare, siamo molto soddisfatti della campagna abbonamenti, di come sta andando, c'è stata una grande risposta ai nostri tifosi, però mancano pochi giorni in realtà perché alla fine agosto è arrivato, sicuramente d'Italia, ma credo che insomma in Europa faremo invidia a moltissimi. Poi molto spesso si parla della parte già con i seggiolini colorata, però anche la curva sud, oggi il perimetro insomma, è stato chiuso anche, quindi c'è la forma ufficiale, sta crescendo in maniera anche molto molto veloce la curva sud, entro la fine dell'anno con le tempistiche ci siamo insomma per tutto completo. Beh sì, non solo ci siamo ma ci dobbiamo essere anche perché il calendario ha lasciato davvero un punto importante, c'è una partita, quella di ritorno con la Juventus che è proprio all'inizio dell'anno, quindi credo che diventa abbastanza naturale che quel momento lì sia anche un momento di festa poi per la conclusione, quindi abbiamo proprio parlato con la ditta costruttrice in questi giorni, diventa un must